nel tuo lotto di residenza è scoppiato un incendio, maledizione, vediamo un po' cosa succede. Eccolo qua, maledizione, sono un pochino tutti su di giri, meno male che non abbiamo cucinato noi il pasto e ci ritroviamo addirittura fuori. È scoppiato addirittura un incendio e possiamo mettere ovviamente questo ricordo nel nostro album, ma mi sa che non sarà necessario perché ovviamente non l'abbiamo fatto noi, maledizione. Vediamo un po' chi l'ha combinato, questa dannata Millie Grab ha mandato completamente la nostra casa in fiamme. Vediamo come sta andando il nostro caro amico, come dire, un pochino sotto stress, vive un po' di tensione, esercitarsi nell'acclamazione scolastica. 2, 4, 6, 8, chi dobbiamo incenerire? No, così non va bene, ecco perché ti stai esercitando. Indossa una fascia tergisudore ed esercitati nello sfoggio pubblico di entusiasmo del tuo sim. Mamma mia, avessi capito una parola di quello che ho letto. A quanto pare il nostro amico vuole fare qualcosa di stravagante, vediamo di accontentarlo. Allora, aumentiamo un attimino la velocità, vediamo cosa succede. Abbiamo guadagnato dei soldi? $450 appunto per lo spavento che ci siamo presi con l'incendio. Bene, vediamo un po' di usare questi soldi a nostro favore. Adesso usciremo ovviamente dalla nostra lezione, ci dedicheremo, come dire, ci dedicheremo alla nostra palestra. Intanto abbiamo stretto amicizia con il nostro professore, eccolo qua, questo bel barbone con gli occhiali, perfetto, addirittura il nostro professore capo, quindi vediamo di stare sempre attenti con questa particolare relazione. Ok, mi sa che abbiamo finito per oggi, oppure se ci saranno altre lezioni non credo che andrà il nostro caro Bill, ecco che si dirige appunto verso la sua palestra, perché è giusto che si dedichi un po' al suo corpo, mentre il nostro caro ragazzone qui, il nostro caro Russell Lance, guardate un po' la sua faccia, è un pochino su di giri per tutto quello che è successo quest'oggi a lezione, quindi mi sa che ci andremo un po' a divertire all'interno appunto della nostra sezione bullying. Eccola qua, visitiamo il Blue Rama, vediamo un po' quello che possiamo fare. Allora, essendo appunto il nostro caro amico un temerario, ovviamente il nostro caro Bill Jacobi si dedicherà non solo allo studio ma a qualcosa di stravagante, quindi quest'oggi non andremo a lezione, ci dedicheremo a qualcosa di divertente. Saliamo al di sopra della nostra bella mountain bike è una parola grossa, sembra una bicicletta degli anni 50, però vediamo quello che possiamo fare. Allora, ovviamente essendo atletici le nostre abilità sportive aumenteranno certamente, quindi vediamo di arrivare immediatamente al nostro obiettivo. Allora, vediamo un po', ecco finalmente la nostra palestra, vediamo quello che possiamo fare, sollevamento pesi, diventiamo un vero e proprio Rocky, un vero e proprio Rocky marciano, c'è addirittura l'oggetto per effettuare il pugilato, qui addirittura ci sono i tappetini per fare lo yoga, eccoli qua, ma probabilmente non ci interessano. Vediamo, andiamo un attimino al piano inferiore, diamo un'occhiata, facciamo un po' di tapirulante, alleniamoci. Eccoci finalmente in marcia, come potete ben vedere il nostro caro ragazzone sul suo bel tapirulante, stiamo migliorando finalmente la nostra abilità, come dire, atletica. Mi sa che hai bevuto un po' troppo ieri sera, amico mio, quel vodka ti ha fatto un po' male, quello qua che continua ad andare giù e su dal suo tapirulante, mentre vediamo cosa combina il nostro altro sim. Ancora si ritrova allo studio, come potete vedere il suo interesse appunto per migliorare il suo rendimento continua a essere tale. Ecco che ci ritroviamo nuovamente alla nostra facoltà, eccola qui, vediamo cosa succede. Bill ha assimilato i fondamenti di un'abilità atletica, ricorderà per sempre ovviamente questo momento. Sicuramente alcuni sim cercano di limitare l'assunzione di carboidrati, possiamo utilizzare addirittura l'allenamento assenza di sudore per limitare ovviamente le nostre possibilità di emanare quindi qualche acquazzone al di sotto delle nostre ascelle. Quindi io direi di mantenere innanzitutto l'allenamento, riuscite a ottenere l'atmosfera ginnica che ci ha mantenuto, come dire, su di umore, perfetto. Allora, abbiamo addirittura il sogno di andare a fare jogging, molto bene, quindi vediamo di sostituirlo con questa piccola classe. Ok, adesso vedremo quello che possiamo fare. Intanto il nostro caro ragazzone ancora continua all'università a sudare, a grondare di sudore direttamente con questa nuova lezione, quindi mi sa che adesso è arrivato il momento di staccare. Vediamo di ritornare immediatamente alla nostra, come dire, al nostro piccolo dormitorio, deve essere appunto da queste parti. Andiamo ragazzo mio, vediamo di darci una mossa, eccolo qui. Addirittura possiamo arrivare direttamente in biblioteca grazie appunto alla passione del nostro amico per i libri. Dobbiamo fare un bel po' di cose, Intanto il nostro caro Bill continua ad allenarsi come un vero e proprio Rocky marciano all'interno della palestra, ha raggiunto addirittura il livello 3 delle sue possibilità atletiche, molto bene, questo sarà importante soprattutto più avanti. Ok, vediamo adesso quello che possiamo fare. Diamo un'occhiata al più presto, torna a casa e fatti una doccia, altrimenti farai morire tutto il dormitorio, Ok, torniamo con il nostro Russell Lance, a quanto pare ancora è estate, 3 giorni prima dell'autunno, quindi cerchiamo di stare un po' attenti. Ok, mi sa che non c'è nessuno a quest'ora al dormitorio, Allora, facciamo così, mangiamoci un bel pane e marmellata, ok, eccolo qui, e in seguito vediamo un po' di fare qualcosa di diverso. Allora, una bella doccia, ovviamente quello che ci serve, vediamo un po' al piano superiore, ok. E in seguito, visto che abbiamo intenzione di entrare a far parte del gruppo degli smanettoni, vediamo un po' di videogiocare con il computer a qualcosa di divertente, come per esempio giochiamo, vediamo se troviamo qualcosa di più interessante, vediamo un po', possiamo addirittura controllare il meteo, anzi prima controlleremo il meteo e magari giocheremo a un bel gioco di sport, perfetto. Ok, poi mi raccomando a Nanna che altrimenti ti metti a svenire nelle prossime lezioni. Eccolo qua il nostro caro letto, perfetto, casa dolce casa. Il nostro amico ormai avrà i muscoli, come dire, mezzi distrutti, avrà l'acido lattico che gli fuoriuscirà, come dire, anche
anche dalle orecchie, eccolo qua il nostro caro amico. Vediamo cosa succede, a quanto pare ha un po' di fatica, le attività di tipo atletico hanno come naturale conseguenza un certo affaticamento muscolare, e certo amico mio, quindi vediamo innanzitutto di lasciar perdere i progetti futuri come la carriera militare e cerchiamo di allenarci per 4 ore filate. Non vorrei essere in te amico mio, però cerca di stare attento, addirittura con il suo zaino in spalla, vediamo di arrivare direttamente alla nostra piccola casa, eccola qui. Vi ricordo che al nostro dormitorio abbiamo la possibilità di modificare ovviamente la nostra stanza con delle determinate decorazioni che servono ovviamente a rendere l'ambiente molto più carino. Vediamo innanzitutto di mettere un pochino il volume sul basso, ok, un po' di musica non ha mai fatto male a nessuno. Allora, vediamo cosa fare invece con il nostro caro amico. Mi sembra che ti spetta una bella cena, dopo aver completato ovviamente un allenamento di questo genere, ti dovrai dedicare a qualcosa di diverso. Allora, un bel po' di insalata d'autunno sarà fantastica, anche se non siamo in autunno, quindi i frutti saranno importati dall'estero, quindi ti verrà un bel mal di pancia che vomiterai il tutto. Intanto vediamo di andare in bagno perché stiamo per scoppiare, eccolo qui il nostro urinatoio, perfetto, e una bella doccia che addirittura la puzza si vede da stanza in stanza. Ok. Benissimo, magari ci possiamo fare anche un bel sonnellino, eccolo qui, dormiamo addirittura in modo estremo, dobbiamo spaccare pure il materasso di come dobbiamo dormire. Ok, vediamo invece come sarà il nostro meteo. Il nostro caro Russell dopo una grande giornata di lavoro si è seduto al computer e probabilmente ci farà vedere le prossime previsioni meteo per i prossimi giorni. Allora, vediamo cosa ci dice il nostro caro computer. Allora, quest'oggi ci sarà, come dire, un bel po' di sole, anche domani, giovedì avremo particolari problemi per una pioggia debole, in seguito anche sabato pioggia moderata, perché arriverà certamente l'autunno, quindi le temperature avranno un calo, certo, da 6 gradi arriveremo a 4 gradi come la minima. Benissimo, mi sa che ti sei divertito abbastanza adesso a controllare il meteo, vedi di divertirti un po' a questo gioco di rugby, ecco, potete vedere l'icona degli smanettoni per dedicarsi appunto a questa abilità, e abbiamo addirittura completato un nuovo punto per la nostra felicità vitalizia. Benissimo, ovviamente abbiamo impiegato tutte le nostre possibilità, appena hai terminato di giocare amico mio puoi andare anche a farti un bel sonnellino. Allora, vediamo cosa succede, vediamo di aumentare sicuramente la nostra velocità, la prossima lezione sarà tra 20 ore per entrambi i nostri cari amici, sono le 9 di sera, benissimo, però dobbiamo migliorare il nostro, come dire, rendimento scolastico. Ovviamente per il nostro caro Bill Jacobi non importa, perché lui, come dire, sa tutto dell'università, soprattutto ogni punto debole, saprà dedicarsi nella maniera migliore a tutto quello che dovrà fare. Vi ricordo che è disponibile anche, come dire, accettare determinati lavori all'interno dell'università, come per esempio sfide, lavori a giornata oppure lavori di gruppo sociale. Magari più tardi il nostro caro Bill Jacobi si dedicherà a trovare un bel lavoro per ripagarsi magari qualche bella macchina, come dire qualche bibita in più. Perfetto, addirittura notiamo la sua puzza che fuoriesce direttamente dalle sue ascelle, quella qui addirittura continua a offuscare la mente del nostro caro amico, quindi vedi di farti una bella doccia al più presto. Ok, allora vediamo come va, cerchiamo di aumentare un attimino la nostra velocità. Ti sei divertito abbastanza amico mio, abbiamo raggiunto addirittura lo stato spasso totale, ci stiamo divertendo proprio alla grande, forse un po' troppo, quindi vediamo di andare a letto che abbiamo un po' di sonno amico mio, sempre giacca e cravatta, un vero e proprio ragazzone, addirittura anche questo un bel puzzone, mamma mia, stiamo attenti. Ok, allora vediamo un po' di velocizzare un pochino la nostra vita, vediamo di andare direttamente al nostro letto, vediamo cosa combina il nostro caro Bill, arriverà anche lui a breve. Adesso da domani, visto che abbiamo vissuto un po' all'università, come dire il nostro primo giorno, il nostro primo lunedì, vedremo di studiare un bel po' con il nostro Russell Lance invece di andare, come dire, a lezione. Ovviamente tutto può essere bilanciato tramite le nostre scelte all'interno di The Sims 3. Ok, vediamo un attimino, essere smanettoni significa vincere grazie a una conoscenza superiore, siamo riusciti a entrare e a guadagnare il primo punto, come dire, all'interno di questa nuova classe sociale, così se possiamo denominarla. Ok, addirittura il nostro caro amico possiede già un libro, Criminologia, le migliori pratiche di economia competitiva. Disponiamo anche del pianificatore aziendale guerriero lavoratore, come forse una specie di pianificatore per regolare le nostre abilità. Bene, vediamo di lasciarlo qui intorno, una specie di valigia del XVIII secolo, forse ci servirà per fare qualcosa. Lavora su un piano aziendale oppure presenta un piano aziendale, sicuramente qualcosa che ci servirà per aumentare le nostre abilità all'università. Benissimo, allora vediamo un po' cosa succede. Ottenere un nuovo titolo aumentando l'influenza sugli smanettoni. Benissimo, allora ultimamente far parte di un gruppo sociale di gran moda, quindi il nostro sim si sente per adesso escluso, quindi vedremo adesso domani di lavorare sulle relazioni sociali e magari di entrare all'interno di questo nuovo gruppo. Benissimo, allora è probabilmente martedì, vediamo cosa abbiamo quest'oggi. I mercati finanziari dell'estroversione, alle 12 abbiamo una bella lezione, molto bene, quindi vediamo un po' di stare attenti e frequentarla immediatamente, magari
dopo aver studiato un bel po'. Ok, mi sa che può bastare questo sonnellino, possiamo andare magari in bagno a completare ovviamente tutte le nostre pratiche mattutine. Eccoli qui, addirittura alle 5 del mattino, un vero e proprio lavoratore, eh? Allora, vediamo di scendere al piano inferiore, vediamo cosa hanno lasciato ieri quei maledetti in cucina, si saranno divorati il tutto. Ah, addirittura qui c'è un altro avanzo, noi ovviamente viviamo con avanzi, l'insalata d'autunno, perfetto. E adesso, dopo aver completato ovviamente questa sorta di pasto, vedremo un po' di dedicarci allo studio. Vediamo di leggere criminologia, anzi cerchiamo di studiare da criminologia le migliori pratiche di economia competitiva. Ok, adesso vediamo cosa combina il nostro caro il nostro caro Bill. Vediamo un po'. Vediamo, probabilmente ha terminato la sua sessione di sonno, benissimo. Vediamo di dedicarci alla ricerca di un fantastico lavoro. Ok, vediamo di uscire direttamente da questa nostra posizione. Allora, vediamo cosa ritroviamo. A quanto pare si stanno cercando candidati presso la scuola scientifica per provare un nuovo farmaco curativo ricavato da una pianta speciale. I partecipanti possono guadagnare moltissimo leoni in poco tempo. Accettiamo questa opportunità e visitiamo il luogo del lavoro. Vediamo di che cosa si tratta. Addirittura abbiamo un altro desiderio: imparare l'abilità reti sociali. Questa potrebbe essere adatta. Adesso vediamo di fare il tutto. Allora, innanzitutto alleniamoci per 4 ore filate, eliminiamolo perché altrimenti ci prende un infarto che non riusciamo più a tirarci su. Quindi innanzitutto vediamo di effettuare questa sorta di abilità reti sociali. Vediamo a che cosa serve. Eccola qui. Vediamo un po'. Naviga nel web, vediamo che cosa possiamo fare. Innanzitutto abbiamo addirittura disponibile la macchina del potenziamento cerebrale. Addirittura possiamo studiare il nostro cervello, possiamo addirittura collocarla. Io direi adesso, visto che il nostro amico è una sorta di ribelle, di combinare qualcosa di divertente. Allora, andiamo direttamente nella nostra piazza numero 1, vediamo cosa possiamo fare. Probabilmente ci sono, come dire, le stazioni radiofoniche, eccole qui, addirittura i promessi giornalisti si dovranno recare all'interno di queste piazze per iniziare a dare un'occhiata alle loro possibilità di giornalismo. A quanto pare possiamo, vediamo un po', riferisci gli eventi del campus, manda in onda la pubblicità, allinea le parabole radio, mamma mia, tutti i promessi giornalisti appunto si ritrovano vicino a questo luogo. Vediamo cosa c'è da questa parte invece, che è una specie di, come dire, una specie di cestino. Ok, questo non ci interessa. Allora, vediamo cosa succede, vediamo di far dirigere ovviamente il nostro amico da questa parte per capire più o meno se possiamo trovare qualcosa di interessante. Ok, arriviamo fino a questa posizione. Bene, vediamo un po', allinea le parabole, riferisci gli eventi del campus, ovviamente avevo letto abbastanza bene. Ok, bene, vediamo invece cosa combina il nostro caro Russell. A quanto pare sta divorando il suo ultimo pasto. Ah, bene, finalmente un po' di nausea. Ve l'avevo detto che gli ingredienti non erano adatti appunto alle nostre possibilità. Studiamo normalmente, vediamo quello che riusciremo a fare. Allora, anzi, studiamo un po' sodo in modo tale come dire, da rendere concrete ovviamente le nostre possibilità. Benissimo, allora, a quanto pare il nostro caro Bill Jacobi si sta dedicando al massimo alle sue possibilità lavorative, come potete ben vedere. Mi sa che ce la stiamo cavando molto bene per quanto riguarda i primi giorni. Come potete vedere, la nostra abilità nella nostra università sta aumentando leggermente. Abbiamo frequentato le prime opzioni, abbiamo guadagnato ben $1.500 già grazie al nostro primo lavoro. Benissimo, mi sa che investiremo questi prossimi soldi per una bella protesta all'università. Vediamo se possiamo fare qualcosa di divertente. Andiamo direttamente all'interno della nostra zona, appunto la nostra associazione, eccola qui. Magari possiamo, come dire, incitare la nostra popolazione alla ribellione. Una bella protesta potrebbe essere adeguata per entrare appunto a far parte del gruppo dei ribelli. Ok, vediamo quello che possiamo fare. Andiamo direttamente al nostro edificio dell'associazione. Eccoci qui, andiamo a tutta manetta, amico mio. Benissimo, mentre il nostro caro Russell continua a studiare, il nostro ragazzone Bill Jacobi si ritrova probabilmente a combinare una delle sue marachelle preferite. Allora, vediamo un po'. Questa ovviamente è la sala delle riunioni. Eccola qui, addirittura possiamo annunciare una protesta e tenere una bella conferenza presso appunto il nostro nuovo edificio. Spero, ragazzi, che questo video introduttivo, come dire, alla nostra vita universitaria vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gameplay, di questo primo gameplay di vita. E magari tramite un bel voto o un commento. All'interno dei prossimi gameplay vedremo di concretizzare ovviamente le nostre abilità per quanto riguarda ovviamente il nostro studio con il nostro caro Bill, con il nostro caro Russell Lenz. Potete vedere che ce la stiamo cavando abbastanza bene, siamo un po' soli, soffriamo di solitudine, quindi mi sa che nei prossimi gameplay vedremo un po' di divertirci con qualcosa di diverso. Vediamo se possiamo frequentare finalmente il nostro luogo appunto per, come dire, il bullying. E al prossimo gameplay, come dire, annunceremo una bella protesta appunto presso il nostro nuovo podio che è già stato presentato per noi stessi. Come potete vedere possiamo scegliere appunto il luogo ideale per la nostra protesta. Vedremo di scegliere il ritrovo dell'università, come potete vedere il nucleo dell'attività produttiva del campus, e scegliere soprattutto la tipologia di protesta da effettuare. Come potete vedere una protesta normale per adesso, visto che le nostre abilità nel gruppo dei ribelli sono ancora molto basse, e possiamo dedicarci a qualsiasi tipologia di causa, come per esempio i criminali, i computer, gli atomi, il giardinaggio e così via. Possiamo decidere l'ora e soprattutto il motivo e la difficoltà della nostra protesta.
Quindi fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate di questo primo gameplay, se avete determinati consigli da darmi per quanto riguarda questa nostra prima avventura. Come potete vedere è un gioco molto interessante, molto aperto, sicuramente questa è una piccola parte della nostra vita universitaria, ho voluto per adesso concretizzare le nostre possibilità, intanto stiamo prendendo appunti. Cosa succede? Il nostro ragazzone, il Hitman, è andato a male, sta cercando di spiegare qualcosa e stiamo prendendo appunti. Non va amico mio, ci dobbiamo divertire noi, abbiamo un po' la schiena, come dire, intorpidita, come dice appunto il nostro status, però ovviamente all'interno dei prossimi gameplay vedremo di continuare la nostra avventura. Mi raccomando, fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate, come al solito tramite un bel voto o un commento. Ci becchiamo ragazzi al prossimo gameplay, ciao a tutti!